Torniamo ancora una volta alle Calandrine, il ristorante qui di Cimadolmo, questa volta insieme a Remo Spriccigo. Remo, come mai questo ristorante è nato proprio qui? Ma diciamo che è stato quasi un caso, eravamo tre ragazzi che lavoravamo in un altro locale e così ci siamo messi assieme. Fatalità, il mio collega Gianni si era invaghito, diciamo, in questo posto perché secondo lui da qui si poteva partire alla grande come locazione, come posto. Certo che sono passati 31 anni, non era così, poi alla volta ce l'abbiamo creato e sempre grazie al gruppo nostro e anche ai nostri personale che ci ha seguito, insomma siamo arrivati a questo risultato, insomma. Ecco. Allora, siamo qui a Cimadolmo, tra l'altro noi siamo partiti da Padova, siamo arrivati in meno di un'ora, Treviso Nord, uscita, insomma, dov'è esattamente però Cimadolmo? Cimadolmo siamo proprio tra il Conegliano e Treviso, e qui alle Calandrine siamo proprio in un'isola dove il Piave si divide, crea questa isola chiamata Isola di Papadopoli. E è molto... Qui si coltiva l'asparago ad esempio? Sì, questo qui, sì, diciamo che è il frutto principale, diciamo, del paese. E anche noi lo sfruttiamo nel momento giusto della Quindi dedicate proprio un menù nel periodo dell'asparago? Oltre al menù abbiamo anche una festa che la faremo, ancora data da destinare chiaramente, dedicata proprio all'asparago, dura sempre un mesetto, insomma in quel mese lì lo sfruttiamo alla grande. Insomma, ma adesso invece, insomma, periodo ovviamente freddo, per cui, perché no, il radicchio? Sì, infatti, oddio, il freddo è venuto da poco, però il radicchio è già da un po' che il mio chef lo adopera in cucina e spero di continuarlo ancora sicuramente fino a febbraio, insomma. Sì. E quindi fra un po' andremo a vedere proprio se in cucina lo chef lo utilizza nei suoi piatti. Grazie. Niente, a Remo, a voi. adesso andiamo a Santa Lucia di Piave. Buonasera.